c'è un dato molto importante, quello sulla disoccupazione. Il Veneto è al 7,6%, l'Italia oltre il 12%. Il Veneto sarebbe inferiore di un 50% a quella nazionale, e però bisogna considerare che partiamo nel 2007 da un 3,3, è più che raddoppiata. Ma non è questo dato solo importante, non è 73.000 disoccupati nel 2007 e 171.000 nel 2013 solo che preoccupano questi dati, ma preoccupa ancora di più il discorso dell'occupazione. È scesa anche l'occupazione. Se noi confrontiamo le principali regioni d'Europa e vediamo Amsterdam, e vediamo il Baden-Württemberg, e vediamo la Baviera, e vediamo il Tirolo austriaco, sono tutti in aumento come occupazione. In diminuzione è solo il Veneto, il Friuli, Venezia Giulia, perfino la provincia autonoma di Bolzano è più 1,7. Solo noi meno 2,5, e questo è un dato molto preoccupante, spesso non viene nominato, diciamolo invece. C'è anche questo aspetto, non c'è solo la disoccupazione, c'è anche questo calo dell'occupazione a preoccupare. Bisogna fare quelle cose necessarie, come per esempio far calare il costo dell'energia, come far calare il costo delle tasse, delle spese generali, e creare le infrastrutture necessarie, perché altrimenti questo Veneto, che pur sta andando bene nelle esportazioni, difficilmente riuscirà a superare questa fase difficile.